Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio, alla rubrica Sfogliando gli album. Io vi avevo anticipato la scorsa settimana che avrei portato l'album 90-91 e che ve ne avrei portate due edizioni, per così dire, vi avrei portato proprio due album, ma adesso vi spiego il motivo, perché l'album 90-91 è il primo che io abbia fatto proprio realmente dal vivo, ma io non lo posso sfogliare perché è praticamente ormai ridotto in pezzi. Tra l'altro non so perché attaccai l'anno dopo la figurina di Pietro Vierkovod qui sulla copertina, ma veramente è impossibile girarlo, quindi io ve lo faccio vedere, quello originale mio, ma poi sfoglieremo la riedizione che è uscita in edicola e che ovviamente è intatta. Vi faccio vedere una pagina a caso, vi faccio vedere il Parma per esempio del mio album e vi spiegherò poi anche perché è complicato girarlo, perché quando io trovavo i doppioni, siccome io facevo la seconda elementare, a scuola non tutti facevano l'album, quindi io non riuscivo a scambiare tanto le figurine. Ad un certo punto trovavo tanti doppioni, oltre ad attaccarli sulle sedie di casa, e ci sono ancora attaccate su alcune sedie di legno a casa le figurine dell'album 90-91 che i miei genitori non sono riusciti a staccare nonostante tentativi con panni e acqua calda, sono ancora lì belle attaccate le figurine. Quando io non sapevo cosa fare, attaccavo il doppione direttamente sulla figurina, sulla pagina dell'album. Mi ricordo la figurina di De Tari del Bologna che avrò trovato 3 o 4 volte e la attaccavo sopra, quindi praticamente le pagine dell'album erano diventate alte così. L'album pesava 6-7 kg e quindi diventa pure difficile sfogliarlo. Questo è il primo album che io ho fatto dal vivo. Tra l'altro questa maglia del Manchester United che ho è proprio della stagione 90-91, quindi abbiamo trovato anche un legame con il mio abbigliamento. La copertina ve la faccio vedere, una delle più belle, che è stata poi anche in uno degli ultimi album, credo del 2018-2019, è stata rifatta molto simile, poi ve la porterò tra qualche settimana. C'è questo sfondo blu, questo pallone da calcio, il vero pallone da calcio, e le bandiere con gli scudetti delle 18 squadre di Serie A. Veramente ben fatto, veramente uno delle copertine più riuscite nella storia degli album Panini. Eccola qui, e tra l'altro è veramente un pezzo di cuore per me, perché è il primo fatto proprio da me. Questo è il calendario su sfondo azzurro, diciamo celeste, con tutte le partite di quella stagione che io iniziai a imparare. Tra l'altro io non ricordo esattamente, non iniziai a seguire il calcio dalla prima giornata, io non lo seguivo ancora, iniziai a seguirlo più o meno da novembre, se non ricordo. Una delle prime partite che ricordo, una delle prime giornate che ricordo, ecco, è questa qui forse diciamo da novembre più o meno. Ricordo questo Atalanta-Milan 0-2, Bologna-Juventus 0-1, queste vagamente me le ricordo, quindi diciamo dall'autunno del 1990. E adesso andiamo proprio a vedere l'interno dell'album. Ogni squadra ha uno sfondo diverso, anzi sono due gli sfondi, adesso ve li mostro. Questo sfondo qui ad esempio dell'Atalanta è fucsia, la pagina, c'è lo stemma, lo scudetto della squadra con anche la scritta del campionato, non era neutro, era proprio lo scudetto del 90-91 dell'Atalanta, lo leggete qui in orizzontale rispetto alla foto, la mascotte sotto alla scritta e la classica foto di squadra. E poi vedete anche le figurine che hanno il solito contorno bianco come nell'89-90, ma rispetto all'89-90 hanno una sorta di ulteriore contorno un po' ondulato, anche arancione, diciamo color ruggine, per le figurine. Me le ricordo anche molto bene. Poi c'è un altro sfondo dietro, che è questo blu, che possiamo vedere nel Bari, eccolo qui, e quindi c'era questa variante a seconda della squadra che veniva portata, che veniva stampata. Eccolo qui, più o meno uguale alle altre. Adesso che cosa vi faccio vedere? Vi faccio vedere qualche squadra
particolare. Intanto vi faccio vedere il Cagliari, che è particolare per un motivo, perché fece la foto con la maglia bianca, che era un po', adesso lo faccio vedere, un po' a ricordare il ventennale dello scudetto del Cagliari del 70, che sapete che il Cagliari di Riva del 70 giocava tutte le partite con la maglia bianca con il colletto blu, e fece la foto di squadra mentre le partite in casa le giocava con la classica maglia rosso-blu, che infatti vedete nella foto di squadra. Fece la foto con la maglia bianca un po' a ricordare, a omaggiare il ventennale che era passato dallo scudetto del 1970. Ecco qui il Cagliari dei tre uruguaiani Herrera, Fonseca e Francesco, il Cagliari di Claudio Ranieri all'esordio in Serie A come allenatore. Non c'erano le foto degli allenatori, qui come vedete erano molto essenziali in questi album, c'erano gli 11 titolari, peraltro messi più o meno con i numeri classici dall'1 all'11 ipoteticamente, e poi c'erano le 5 riserve che solitamente andavano in panchina, e non c'era neanche menzione degli altri giocatori che erano in rosa. Chi voleva conoscere si comprava l'almanacco a Natale, a gennaio, e si leggeva lì l'intera rosa. E poi vi faccio vedere il Cesena, che per tantissimi anni è stato, per 20 anni circa, l'ultimo Cesena in Serie A. Poi nel 2009-2010 riuscì a tornare in Serie A, e poi c'è stato anche qualche altra volta, ma questo è l'ultimo Cesena in Serie A prima appunto del ritorno. Questo è il Genoa, primo Genoa che si qualifica alle coppe europee, che va in Coppa UEFA, il Genoa di Bagnoli. E poi vi faccio vedere un po' più rapidamente le altre squadre. Vi faccio vedere intanto il Napoli, campione d'Italia in carica con lo scudetto sulle maglie, che andrà incontro ad una stagione orribile fuori dalle coppe europee, come è successo al Napoli post scudetto del 2023, che vinse lo scudetto dei record con Spalletti, e poi l'anno dopo fece un campionato orribile. Accade la stessa cosa al Napoli, l'ultimo Napoli di Maradona. Questa qui è l'ultima figurina di Diego Maradona in Italia. Poi vi faccio vedere il primo Parma nella storia in Serie A, eccolo qui. Ovviamente io non è che tengo chissà quanto l'immagine, voi mettete pausa se vi volete guardare, leggere i giocatori, guardare qualche faccia che non ricordate. E vi faccio vedere altre due cose prima di chiudere con la Serie A. Questo è l'ultimo Pisa, vedremo se quest'anno il Pisa riuscirà, sembra di sì, a tornare in Serie A, però non diciamo niente, come abbiamo fatto con il Casarano. Aspettiamo la matematica promozione. Ad oggi, quando io sto girando il video all'inizio di maggio, questo è l'ultimo Pisa in Serie A, eccolo qua. Vedremo se sarà effettivamente l'ultimo. E poi naturalmente non possiamo non mostrare i campioni d'Italia di quell'anno 90-91, ovvero la Sampdoria, il primo storico scudetto della Sampdoria. Io non dico niente sulla Sampdoria attuale, perché se no mi chiudono il canale. Eccolo qui. Diciamo che siamo molto lontani da questa Sampdoria qui oggi, ecco, mettiamola così. E questa è la pagina, le due pagine della Sampdoria, campione d'Italia 90-91. Vedete tutti i giocatori che credo anche i non sandoriani conoscano a memoria. Passiamo alla Serie B rapidamente, calendario e squadre, figurine singole. Qui c'è l'Ancona, qui c'è il calendario. Vi faccio vedere un paio di chicche, che è l'ultimo Barletta in Serie B, diciamo non proprio una squadra che è stata tanto in Serie B, ma questo è l'ultimo Barletta in Serie B. Mi chiedo sempre se queste squadre qui, che ci sono state poco, un giorno le rivedremo. E poi vi faccio vedere Reggiana e Reggina, che era sempre curioso che stessero vicine, con i nomi praticamente uguali. E poi rapidamente andiamo a vedere anche la Serie C,
c'è la C1 con, ci sono prima tutti gli scudetti, vedete una pagina con il calendario e quasi a orologio gli scudetti. Non è male questa suddivisione, secondo me. Se riesco a togliere le mie dita vi faccio vedere anche tutti gli scudetti, anche qui potete fermare l'immagine e guardarli. E nell'altra pagina, nelle altre due pagine ci sono le squadre. Ripeto, non è male questa suddivisione, in modo che si possano vedere sia scudetti che squadre, un'alternativa a mettere scudetto e squadra accanto. E vi faccio vedere anche il girone B, che li ha vicini tra l'altro, e come è accaduto per l'88-89, per l'89-90 e fino al 91-92, l'album è praticamente essenziale così, non ci sono approfondimenti ad esempio sui mondiali, non c'è la C2, non ci sono riferimenti ai campionati esteri, c'è soltanto, vedete qui termina con la C1, con l'ultima pagina della C1, e dietro c'è la modalità per richiedere le figurine. Questo l'album del 90-91, vi faccio rivedere ancora la copertina, ed è il mio primo album fatto veramente di persona, in diretta, in quell'anno lì, il 90-91, il mio primo campionato seguito da tifoso, insomma da appassionato di calcio. E pensate che io nell'estate del 90 non sapevo niente di calcio, nell'estate del 91 sapevo più o meno tutte le cose che so adesso, più o meno. Feci uno studio forzato del calcio in quella stagione 90-91, che ricordo veramente benissimo, nonostante siano passati ormai quasi 35 anni. La rubrica Sfogliando gli album torna la prossima settimana, in cui analizzeremo il 91-92. Avanti tutta!